certo per la morte a Venezia della 17enne Anna Chiti, caduta da un catamarano ormeggiato a Sant'Elena, studentessa del liceo nautico, era nata a Treviso ed era il primo giorno di stage. Sicurezza riscuote un'accoglienza tiepida da parte del sindaco Conte, la proposta di Fratelli d'Italia di estendere a Via Collalto la zona rossa. Il primo cittadino attende il tavolo in prefettura di martedì. Per Treviso è stata la domenica della DJ10, numeri impressionanti, 15.500 alla partenza, 200.000 ingressi in città in 2 giorni, è confermata l'edizione 2026. Si è aperto a Venezia invece il Festival delle Regioni che porterà in laguna tra domani e martedì la Premier Meloni e il Presidente Mattarella. Dalle 11 domani edizione straordinaria su Antena 3. Al Museo Etnografico Il Ponte della Bontà, con cui il gruppo folcloristico trevigiano da quasi mezzo secolo premia la generosità di singoli e associazioni, 5 amici faranno più di 70 chilometri a piedi per portare una preghiera di pace dalla Basilica del Santo di Padova al Sacello di Cimagrappa. Il calcio col derby blindato allo stadio Tenni tra Treviso e Mestre che finisce 1-1 dopo i 2 tempi supplementari. Per il miglior piazzamento in classifica la spuntano i biancocelesti che vanno in finale play-off. La gara secca domenica contro l'Adriese, ma per la C ci vorrebbe il ripescaggio. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca ci porta in laguna per una tragedia che ha colpito davvero tutto il Veneto, la morte di una giovanissima studentessa di 17 anni appena, frequentava il liceo nautico, era nata a Treviso, nel tardo pomeriggio si è svolto proprio al liceo nautico un consiglio d'istituto straordinario. La cronaca ce l'ha ripercorsa per noi Daniela Sizia. Anna Chiti, 17 anni, la passione per il mare, la scuola e quello stage che aveva appena iniziato. Il primo giorno di lavoro sul catamarano e la tragedia che ha lasciato tutti senza fiato. Studentessa della scuola nautica, residente con la famiglia a Campalto, ma nata a Treviso. All'istituto, che conta circa 400 ragazzi, frequentava i corsi dell'indirizzo trasporti e logistica e conduzione del mezzo marino. Fra un anno, spiega il preside, avrebbe terminato il suo corso di studi e sarebbe diventata allievo ufficiale di coperta. Era una ragazza piena di vita. Tutta la comunità educante dell'Istituto Superiore Vendramin Corner, attonita per una tragedia che ha colpito la nostra studentessa Anna, si stringe intorno alla famiglia in un fortissimo abbraccio. In un attimo il gravissimo incidente. A bordo si stava svolgendo una festa. Anna, per motivi da accertare, è caduta rimanendo impigliata con una cima all'elica. Il comandante dell'imbarcazione si è tuffato ma non è riuscito a liberarla dalla corda. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco. Nulla da fare per la ragazza che, portata a riva, aveva una grossa ferita alla testa dovuta probabilmente all'impatto con l'elica. Quando i cittadini di Sant'Elena hanno visto arrivare l'elicottero hanno subito temuto al peggio. Poi purtroppo si è verificato questa certezza, questo incidente purtroppo mortale. Naturalmente siamo vicini come Comune di Venezia, come cittadinanza, alla famiglia in questo momento di forte dolore. Quello che ci auguriamo appunto è che certi incidenti non devono più accadere. È un fatto molto grave che deve far riflettere. Immediate le indagini, sono al vaglio degli investigatori le telecamere di videosorveglianza della Darsena della Marina di Sant'Elena per ricostruire quanto accaduto. Sono state ascoltate le persone che si trovavano a bordo della barca, per lo più turisti. Inoltre è al vaglio il contratto di lavoro e la mansione che le era stata assegnata. Nelle acque della laguna la Will Veneto qualche mese fa aveva organizzato una manifestazione proprio contro i morti sul lavoro. Questa è una tragedia, una ragazza di 17 anni che si affacciava al mondo del lavoro, che cercava di realizzare i suoi sogni, aveva degli obiettivi. Noi ci stringiamo attorno ai familiari, ai compagni di scuola e siamo sgomenti per quanto è accaduto. Una vita spezzata nel pieno del percorso formativo, segnata dalla passione per il mare, dalla cultura del lavoro e dall'impegno in un istituto dove si coltivano vocazioni e si formano competenze. La sua presenza resterà viva nella memoria di tutti. È il messaggio di cordoglio del direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Marco Bussetti. Anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso il cordoglio per questa tragica scomparsa. Come padre di famiglia e come sindaco, sento il dovere di farvi giungere la vicinanza sincera dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità veneziana. Il ricordo di Anna resterà vivo nei nostri cuori, un ricordo grande come il suo amore per il mare.
Voglio la verità, mia figlia non doveva fare nessuna manovra, per una barca di quelle dimensioni che porta in giro i turisti ci voleva più personale. La disperazione del papà di Anna, la studentessa morta nell'incidente sul catamarano, Umberto Chiti, ha appunto fatto queste dichiarazioni. Ci voleva più personale, dice l'uomo, invece lei era da sola col marinaio e da quanto sapevo era stata presa perché parlava molto bene l'inglese ma non era ancora pronta per tenere una barca o fare altro. Anna la conoscevo bene, abbiamo trascorso assieme molto tempo nel gruppo teatrale Malcontenta, questa è la testimonianza di Teodoro Marolo, presidente della Municipalità di Venezia. Oggi è una giornata triste per Marghera, per il nostro territorio. Anna Chiti ci ha lasciato, è una ragazza con la quale ho condiviso tanto. Faceva parte del gruppo La Malcontenta, un gruppo teatrale con la quale ci siamo divertiti, riso e scherzato. E questi momenti mi toccano personalmente. Sono veramente molto vicino alla sua famiglia, ai suoi amici, per questa terribile disgrazia che ci è accaduta. E per la morte di questa ragazza di appena 17 anni, lo ricordiamo, ha espresso il suo cordoglio anche il ministro dell'istruzione Valditara. Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa in un tragico incidente della studentessa Anna Chiti dell'Istituto Nautico di Venezia, ha detto il ministro, di fronte a un dolore per il quale non esistono parole, le mie più sentite condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all'intera comunità scolastica. Così appunto il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Sul caso sono in corso delle indagini per far luce su molti aspetti di quello che è successo a Sant'Elena ieri nel tardo pomeriggio. Andiamo avanti con la cronaca e con le immagini impressionanti di un altro incidente, questa volta stradale, che si è verificato invece a Eraclea nel pomeriggio poco dopo le 15. Siamo in via Ancillotto sulla provinciale 54 tra Stretti e Ponte Crepaldo. Le generalità delle due giovani donne che erano all'interno dell'auto uscita di strada per una fuoriuscita autonoma non sono ancora state rese note. La squadra dei Vigili del Fuoco che è arrivata da San Donà ha estratto le due ragazze, di cui una in stato di gravidanza, che sono state prese entrambe in carico dal SUEM 118. La giovane in gravidanza è stata portata via in codice rosso, quindi condizioni estremamente delicate. E sono continuate anche oggi senza sosta le ricerche di un cittadino cinese di 55 anni residente a Silea, la cui scomparsa era stata denunciata nei giorni scorsi dalla figlia 24enne. Un corpo era stato visto in acqua nel Sile nei pressi della centrale elettrica. Siamo lungo l'Alzaia, anche stamattina vedete nelle immagini numerose squadre dei Vigili del Fuoco hanno setacciato il fiume, non senza esito al momento. La 24enne aveva raccontato di aver ricevuto un messaggio del padre in cui palesava intenti suicidi, avrebbe poi riconosciuto gli indumenti rinvenuti dai carabinieri a bordo fiume come quelli appunto appartenenti al papà. Torniamo a parlare di sicurezza in città, ora di ordine pubblico. Riscuote un'accoglienza tiepida da parte del sindaco Mario Conte la proposta del consigliere di maggioranza di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini di estendere proprio a via Collalto la zona rossa. Primo cittadino che suggerisce nervi saldi a questo punto, anche in vista delle decisioni martedì del comitato in prefettura. So per certo che qualche esercente ha richiesto di allargare la zona rossa anche in via Collalto. Chiederò al sindaco di farsi portavoce con prefetto e questura perché ciò avvenga. Sa di fuga in avanti, di consiglio non richiesto, l'invocazione dell'estensione della zona rossa in via Collalto da parte del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alberto Ciamini. Per la via, teatro venerdì sera delle ennesime tensioni, come pure dell'identificazione di due soggetti già destinatari di Daspo, Ciamini chiede misure straordinarie, ma la risposta del sindaco Conte è tiepida.
Faremo ovviamente una riunione di maggioranza dove tra l'altro verranno spiegate anche le caratteristiche delle zone rosse, che sono delle caratteristiche ben specifiche che non sono attuabili in tutte le zone della città e soprattutto non servirebbero. Però è altrettanto vero che faccio mio quelle che sono le preoccupazioni della maggioranza piuttosto che dei commercianti o dei residenti e porterò le loro preoccupazioni al tavolo di sicurezza. Martedì in prefettura c'è da stabilire l'applicazione, dopo mesi di discussione, della prima zona rossa in città in area stazione. Inopportuno per il sindaco mettere troppa carne al fuoco. Cosa si aspetta dal tavolo di martedì? Io devo dire che con il prefetto, col questore, comandante dei carabinieri e della Guardia di Finanza ho un rapporto straordinario, sono super collaborativi e hanno a cuore il bene della nostra città e lo testimoniano anche i risultati che stanno ottenendo. Quindi non mi aspetto niente di particolare se non di andare avanti nell'istituzione di questa zona rossa nella zona della stazione e poi chiederemo, laddove sono successi degli episodi, che ci sia una presenza più importante di forze dell'ordine. Però invito tutti a ritornare un po' nella calma, perché il tema della zona rossa è un tema delicato che va affrontato con i professionisti della sicurezza e non bisogna farsi prendere da reazioni così emotive che possono essere anche inutili. Sul tema sicurezza, Conte si aspetterebbe evidentemente dalla sua maggioranza più compattezza. Il terreno è scivoloso e le opposizioni sono già sufficientemente critiche. La zona rossa è soltanto un atto di propaganda che il governo ha voluto fare per sostanzialmente giustificare una inazione che stiamo vedendo su tutti i livelli. Non abbiamo ancora visto più controlli. Quando parliamo di sicurezza dobbiamo parlare di presenza, di riqualificazione, di rigenerazione. Abbiamo bisogno di un'azione a 360 gradi. Si parlava di un presidio della polizia locale in via Roma, non l'abbiamo più visto. Mesi fa avevano detto che sarebbe arrivato. Abbiamo chiesto anche in sede di bilancio che venissero stanziati fondi per gli operatori di strada, non è stato fatto. Riportare le persone vuol dire non togliere le panchine e mettere le zone rosse, ma riportare attività, portare appunto nuova riqualificazione urbana. In questo senso il Comune può fare delle cose, ma è chiaro che la responsabilità è collettiva, quindi ci deve essere un coordinamento con la questura, con il prefetto, con tutte le amministrazioni, con le associazioni, col terzo settore. E questa è stata per Treviso invece la domenica della DJ 10, numeri impressionanti, erano in 15.500 alla partenza con Radio DJ che ha già annunciato la terza edizione per il 2026. Gli ingressi in città tra ieri e oggi sono stati, fonti polizia locale, addirittura 200.000 con 5.000 ingressi per la notte dei musei. Divertente? Sì, sempre divertente, poi una temperatura adesso bisogna reintegrare. Un'onda arancione, un'invasione pacifica imponente, la DJ 10 2025 promossa da Radio DJ è stata semplicemente travolgente. Per Treviso è stata una prova impegnativa ma a quanto pare pienamente superata. La città è molto più divertente quando ci sono queste manifestazioni. Ha corso anche lui? Diciamo in un certo senso sì. Vedo che adesso è bello stanco. Sì, adesso è ora di riposarsi per tutti e due. È stata una bellissima giornata, un po' faticosa devo dire fino adesso, però ringrazio le mie amiche. Che ti hanno portato a questa gara proprio oggi? Sono vestita così soprattutto che non mi nota nessuno, però bello. Brava Chiara! Chi ha corso da solo, chi in compagnia, chi per vincere, chi solo per passeggiare, chi col pettorale direttamente sul passeggino, chi sulla pettorina. Il meteo ha dato una grossa mano e il colpo d'occhio alla partenza è stato di quelli mai visti. Migliaia di storie nelle storie, come quella di Enrico che ha voluto attraversare il traguardo sulle sue gambe lasciando indietro la sedia a rotelle. Una grande soddisfazione tagliare l'arrivo. Sì, vero Enrico? Sì. E aver ricevuto gli applausi anche dei presenti. Sì. Come dice sempre Enrico, barcollo ma non mollo. La corsa e il riposo, locali del centro invasi di runner, numeri da grande evento destinato a ripetersi. L'anno scorso eravamo a 12.000, che era stato un numero che ci eravamo imposti perché era la prima volta. Quest'anno siamo arrivati a 15.500 e come ha detto Linus dal palco siamo, dopo Milano, la DJ 10 col maggior numero di partecipazione della storia e quindi questa è una grande soddisfazione. Tra l'altro ha annunciato che proprio per premiare questo affetto dei trevigiani e di tutte le persone che hanno partecipato, l'anno prossimo torneranno per la DJ 10 2026.
E allora l'avete sentito, l'avete visto, città affollatissima ma anche sorvegliata e monitorata dalle forze dell'ordine. Solo fra gli agenti di polizia locale una trentina le unità che hanno presidiato il territorio. Numerose le persone che hanno invaso Treviso per la DJ10. Sul fronte sicurezza il presidio delle forze dell'ordine ha tenuto bene. Una Treviso monitorata e sorvegliata costantemente fra volontari e SUEM 118. Tutto si è svolto nella massima regolarità. Noi come polizia locale abbiamo circa 30 operatori presenti che sono a vario, si muovono in diversi modi, a piedi piuttosto che in moto, in auto, anche chi in bicicletta. Quindi a seconda dei punti che è necessario raggiungere siamo in grado di farlo in maniera capillare. E quindi avere una trentina di persone di domenica mattina è sicuramente stato molto molto utile. Quindi ringrazio anche tutti i colleghi in questo senso. L'ondata arancione ha percorso le vie della città sotto gli occhi attenti dei soccorsi. A garantire ancor più la tranquillità anche l'imponente sistema di videosorveglianza che ha controllato minuto per minuto lo svolgersi della manifestazione. Eventi di questa portata, spiega il comandante della Polizia Locale di Treviso, sono impegnativi e il lavoro svolto tra tutte le forze dell'ordine ha permesso un'ottima riuscita. Devo dire che è andato tutto davvero molto bene, sia il pre-evento nella serata di ieri sera, sia la giornata odierna che ha visto una importantissima presenza di persone. Si parla appunto di oltre 15.000 persone, per cui un numero importante anche dal punto di vista della gestione della sicurezza. Un bel evento, devo dire. Si è chiusa con tanti sorrisi in una giornata di sole la manifestazione. Fortunatamente a far da leone è stato il divertimento. Oggi è stata anche la domenica di apertura dell'atteso Festival delle Regioni a Venezia. Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Eugenio Giani già in Laguna. L'apertura nel tardo pomeriggio, domani e dopodomani i momenti più intensi con la presenza della Premier Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Arriveranno in Laguna e saranno presenti a Palazzo Ducale e al Teatro La Fenice. Fitto il calendario di eventi con una prima giornata già iniziata con dichiarazioni significative da parte dei governatori presenti. Col Presidente Meloni c'è un ottimo rapporto, si parlerà sicuramente di autonomia e spero anche di Venezia, ha detto ai giornalisti il Presidente del Veneto Luca Zaia, che ha invece negato di voler parlare con la Premier del suo futuro. Non è un argomento del giorno, adesso parliamo di attività e operatività. Domani dalle 11 edizione straordinaria su Antenna 3 per seguire i lavori in Laguna. L'indomani, martedì, la diretta inizierà invece alle 9:30, quindi potrete seguire in diretta con la nostra edizione straordinaria i lavori che si svolgeranno al Festival delle Regioni. Festival delle Regioni, tra l'altro, che non è iniziato in maniera molto serena per il Presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Andiamo nell'home page del Gazzettino che scrive: la crisi politica adesso è ufficiale, gli assessori della Lega rimettono le deleghe al Presidente Fedriga e l'articolo dice non è impossibile che si vada addirittura a dimissioni, quindi c'è questo doppio binario tra i lavori del Festival delle Regioni. Ricordiamo che Fedriga tra l'altro è il Presidente e questa crisi che interessa la Giunta del Friuli Venezia Giulia. Noi continuiamo a parlare del nostro territorio e di sicurezza con l'allarme che ha lanciato nei giorni scorsi la Questura di Treviso sulle false comunicazioni giudiziarie arrivate via email. È una nuova forma di truffa per estorcere denaro o accedere a dati sensibili relativi naturalmente al malcapitato. In questo momento storico dove l'utilizzo degli strumenti tecnologici è la base per tutti noi, è chiaro che gli hacker puntano tantissimo a quello per carpire i dati degli utenti e per, spingerli a entrare in siti dove attraverso la tecnica del phishing possono carpire le nostre password e svuotare i conti in banca.
Ciclicamente riproposta con modalità sempre più sofisticate, la falsa comunicazione giudiziaria ricevuta via mail è tra le ultime frontiere della truffa online. L'allarme arriva dalla questura di Treviso dopo che numerosi utenti internet della provincia ne hanno ricevuta una con gravi e infondate accuse penali riconducibili in particolare a presunti reati legati alla pedopornografia online. In questo caso bisogna stare attenti alla costruzione del testo, perché spesso vengono utilizzati dei termini che sono lontani da quelli utilizzati sia a livello tecnico di polizia, ma anche a livello del linguaggio comune o della comunicazione. In questi casi, di fronte a richieste di denaro, bisogna assolutamente soprassedere. È sicuramente una truffa, non bisogna accedere ai link che sono indicati e bisogna semplicemente cestinare l'email. Riguardo al linguaggio utilizzato in queste mail fraudolente, ad esempio, già leggere di brigate giudiziarie di polizia che minacciano l'iscrizione ad un fantomatico registro dei delinquenti sessuali tradisce una terminologia talmente sgangherata da qualificarsi da sola. Ma soprattutto, e questo taglia davvero la testa al toro, nessuna autorità giudiziaria o forza di polizia comunica accuse penali tramite mail o sms, né tantomeno chiede pagamenti in denaro. Il consiglio, di fronte ad una mail del genere, giova ripeterlo un'altra volta. Ignorarle e cestinarle senza assolutamente cliccare sui link indicati, perché potrebbero contenere degli spyware che servono per carpire i dati come possono essere i PIN bancari per poi svuotare i conti in banca. E fare denuncia, perché in questo modo ci può essere un'attivazione anche dal punto di vista della comunicazione per avvisare la popolazione di stare attenti. Massima attenzione, lo avete sentito. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta, ben ritrovati, andiamo avanti col nostro telegiornale. Presentato all'ospedale di Conegliano un nuovo macchinario laser per le operazioni nel reparto di urologia. È l'ultimo ritrovato tecnologico per la cura di determinate patologie. È un laser di ultima generazione che noi utilizziamo per il trattamento di patologie sia benigne che oncologiche. In particolar modo è poliedrico, è versatile come strumento, nel senso che serve sia a trattare la calcolosi urinaria, sia l'ipertrofia prostatica benigna e sia le neoplasie dell'alto apparato urinario. Si chiama Drive TFL, un acronimo che sta per Thulium Fiber Laser. Questo macchinario del valore di 85.000 euro rappresenta l'ultimo ritrovato nel suo campo ed è da oggi a disposizione dell'equipe dell'unità operativa di urologia dell'ospedale di Conegliano grazie all'associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot. Quante macchine come queste esistono nell'ULSS 2? Nell'ULSS 2 ne esistono 3, questa è la quarta che si aggiunge, però questa è di ultima generazione e quindi di conseguenza farà interventi molto più veloci e avremo risposte immediate e soprattutto avremo la possibilità di trattare più persone. La sua peculiarità sta nel fatto che il mezzo attivo dello strumento non è all'interno dello strumento con una fibra che conduce poi l'impulso, ma è all'interno della fibra stessa. Quindi l'energia che eroga è un'energia continua, un impulso prolungato con una minor dispersione dell'energia nei tessuti circostanti, quindi una più efficace di trattamento del bersaglio e un minor danno degli organi circostanti. L'unità operativa di urologia dell'ospedale di Conegliano esegue circa 1.350 interventi chirurgici all'anno, il 26% dei quali con l'impiego del laser. Il nuovo dispositivo si distingue per precisione, minore invasività e riduzione del rischio di determinare lesioni. Lo scorso anno la nostra associazione compiva 40 anni dalla sua nascita e abbiamo deciso di fare qualcosa di importante per la comunità dove noi operiamo. Praticamente la comunità ci dà dei contributi per lavorare ed è giusto che noi restituiamo quello che riceviamo. L'ipertrofia prostatica benigna, ad esempio, è una patologia che aumentando con l'avanzare dell'età arriva a colpire il 50% della popolazione superiore agli 80 anni. La calcolosi urinaria, prendiamo la nostra popolazione di questo territorio, quindi dell'ULSS 2, parliamo da 5.000 a 10.000 persone che soffrono di calcolosi urinaria, quindi un tema importante e questa macchina, insieme ovviamente ai nostri specialisti, che sono molto bravi, andrà a risolvere il problema. Cambiamo pagina, andiamo al Museo Etnografico adesso, dove c'è stata stamattina la consegna dei premi Ponte della Bontà 2025 con cui il gruppo folcloristico trevigiano da quasi mezzo secolo mette in luce la generosità di singoli e associazioni e protagonisti sono stati molti ragazzi.
Papa Leone XIV in questi giorni parla tanto di questi ponti. Noi sono 48 anni che facciamo il Ponte della Bontà. Alle Case Piavone, puntuale la consegna dei premi del Ponte della Bontà 2025, assegnati dal gruppo folcloristico trevigiano a realtà, associazioni, singoli che si dedichino al prossimo, al volontariato, alla solidarietà. L'associazione Sogni di Giavera, che si occupa di bambini, ragazzi e giovani adulti gravemente malati, l'associazione Fiori d'Acqua di Fonte, che opera invece per riempire di spensieratezza il tempo delle persone disabili. Siamo molto felici e molto grati all'associazione per aver pensato a noi, per darci questo riconoscimento, e anche se in realtà per noi il vero riconoscimento lo abbiamo nella relazione con i ragazzi, e per noi la più grande gioia è vedere questa relazione di fiducia tra noi e loro. Un posto speciale in questa edizione 2025 l'hanno occupato i ragazzi. Abbiamo premiato tantissimi giovani che devono essere di esempio, visto in questo momento che per le nostre città, anche per il centro Treviso, vediamo ragazzi che si comportano in maniera poco corretta, ma qua abbiamo veramente l'esempio e il meglio dei giovani. Come Miriam, studentessa allo IUSVE, che sta completando il suo tirocinio tra i giovanissimi del carcere minorile di Treviso. Quello che faccio lo faccio in maniera molto spontanea e penso sia questo il bello del volontariato, e soprattutto lo faccio perché mi piace, perché mi diverte, perché sostanzialmente mi piace un po' anche andare oltre, no? Cioè vedere l'altro per quello che è, al di là dei pregiudizi. E vi dico, sono sincera, anch'io avevo molti pregiudizi rispetto a quello che è l'ambiente carcerario, ma il bello è stato proprio andare al di là. Ex studentessa anche lei del liceo Duca degli Abruzzi, premiata la 4ª B proprio per un percorso compiuto a Santabona. È il progetto di PCTO Voci di Fuori, Voci di Dentro, e è molto bello perché crea un legame profondo e autentico con i ragazzi che sono all'interno dell'istituto penale minorile. È importante perché crea unità e crea molta consapevolezza, andare oltre gli stereotipi, e la costruzione di questi ponti, di cui oggi hanno ricevuto anche simbolicamente un premio. La classe era molto emozionata e contenta di essere qui. A me ha colpito le pareti e le mura che ci sono state prima di entrare appunto nel vero e proprio carcere, però in realtà la parte migliore era l'umanità e quanta ce n'è dentro, grazie proprio ai ragazzi che stanno crescendo. Ragazzi simili a voi? Sì, ragazzi soprattutto della nostra età, e anzi in questo periodo anche più piccoli, e anche moltissimi rispetto a quelli che dovrebbero essere appunto i numeri che potrebbero contenere il carcere. Infine la 6ª edizione dei premi Poesia, tema il viaggio, con i testi degli alunni della primaria Masaccio e delle medie del Pio X, che contribuiranno a formare un'antologia destinata alla raccolta fondi attraverso l'associazione Per Mio Figlio per la pediatria di Treviso. Queste le immagini dalle Case Piavone. Adesso andiamo a Casieri invece, dove è stata inaugurata nelle scorse ore una pista di pattinaggio di nuova generazione, la prima di questo tipo nel nord Italia, la seconda in tutta la penisola dopo quella di Montesilvano. A Casieri, comune che ha sfornato campionesse internazionali come Ilaria Carrer, Giorgia Fusetto e Camilla Beggiato, è stato inaugurato un nuovo impianto sportivo costato circa 600.000 euro, pista polivalente finalizzata allo svolgimento di attività agonistiche e rotellistiche di alto livello, che si inserisce nel programma di sviluppo di piste denominato Next Generation. E ora parliamo ancora di associazioni. A Spresiano la festa proprio dedicata a loro ha fatto il pienone, oltre 700 persone, e la sorpresa, la presenza del tenore Francesco Grollo.
Mameli intonato dal tenore Francesco Grollo, il silenzio iniziale delle oltre 700 persone che poi hanno cantato assieme a lui. È terminata con una cena tutti insieme, la festa delle associazioni, giunta alla sua quarta edizione, che ha riempito la piazza di Spresiano con grandi e piccini. Davvero una giornata meravigliosa per Spresiano, tantissima gente in piazza, tantissimi giovani, e quindi meglio di così credo non potesse andare. Quest'anno abbiamo cercato di incentrare l'attenzione sui bambini, avendo un mini torneo di 3 sport, basket, volley e calcio, delle quinte elementari che si sfidano. E poi soprattutto abbiamo un teatro, uno spettacolo teatrale molto bello per i bambini ma anche per gli adulti. Il sole ha reso la giornata ancora più bella, presenti anche gli esponenti della giunta comunale. Tutte le persone arrivate in piazza hanno provato e giocato diversi sport, dal tennis alla pallavolo, ma hanno anche potuto ammirare l'esibizione delle ragazze del patinaggio e delle giovani della danza. Insomma, una giornata indimenticabile. Durante la cena sono state consegnate alle associazioni delle pergamene come attestato di partecipazione, con un arrivederci alla prossima edizione. A Possagno invece ha preso il via la quinta edizione di Sei Insuperabile, la rassegna benefica di eventi sportivi, musicali e artistici con un ricco calendario di iniziative all'insegna dell'inclusione. L'inaugurazione venerdì alla presenza del presidente del Veneto Zaia, il campo sportivo dell'Istituto Cavanis. A promuovere l'evento la Fondazione Brombali in collaborazione proprio con l'associazione degli ex allievi del Cavanis, oltre 500 studenti coinvolti in eventi e iniziative sul tema della disabilità e dell'inclusione e con loro società sportive, cooperative sociali e scuole. Dopo le giornate dell'inclusione, il prossimo weekend sarà all'insegna della musica e della beneficenza. Ora andiamo all'iniziativa che hanno preso 5 amici che hanno deciso di fare più di 70 chilometri a piedi per portare una preghiera di pace dalla Basilica del Santo al Sacello di Cimagrappa. La passione per lo sport e la condivisione di valori comuni mette insieme 5 amici per un unico obiettivo condensato nel testo di una preghiera che partirà con loro dalla Basilica del Santo a Padova la sera di venerdì 23 maggio e arriverà la mattina dopo al Sacello di Cimagrappa. Una preghiera che parla di guerre non solo tra paesi e nazioni, ma anche guerre che ognuno di noi porta nel cuore. Quindi un messaggio di pace da portare al Sacello. La preghiera arriverà in cima al Monte Sacro alla Patria proprio nel 110° anniversario dell'inizio della Grande Guerra e questo aggiunge valore alla prestazione sportiva. Non solo correre, ma portare un messaggio praticamente. Tra la tomba di Antonio e le tombe dei soldati caduti ci sono una 70 di chilometri. Facciamo la strada al Musone dei Sassi, il sentiero che porta fino a San Zenone, e da San Zenone andiamo su per la Valle San Liberale e dopo là ci sono altri 10 chilometri circa con 1000 metri di livello di salita, ecco, praticamente. Il gruppo di 5 podisti, che comprende anche Denis Alessi e Amedeo Zurlo, si allena regolarmente assieme facendo una 30 di chilometri ogni sabato lungo i sentieri. 2 di loro sono di San Zenone, gli altri di Treviso, Onara e Cittadella. Durante le corse qui sul massiccio ho incontrato per la prima volta Emanuele e con lui abbiamo deciso di fare il brevetto del Monte Grappa l'anno scorso. E poi ho conosciuto anche Stefano e adesso siamo, diciamo, un trio, ecco. La corsa per la pace sarà documentata in tempo reale sui profili social La Pecora Nera. E ora parliamo del traguardo che ha raggiunto invece una studentessa dell'Istituto Alberghiero Alberini di Lancenigo di Villorba, che è salita sul gradino più alto del podio nella categoria enogastronomia alla gara nazionale degli istituti alberghieri che si è svolta nelle scorse settimane a Forlimpopoli, a cui hanno partecipato 28 scuole. Emma Cattapan si è così aggiudicata uno stage formativo presso Alma, la prestigiosa scuola di alta cucina. È stata la prova pratica quella in cui si è maggiormente distinta, con un piatto a base di agnello che ha stupito per l'originalità e la capacità di esaltare l'ingrediente principale che le era stato assegnato. Queste le immagini di questa giovanissima studentessa che ha portato in alto l'Alberini di Villorba.
E poi c'è il calcio, perché oggi in uno stadio blindato per il derby con i rivali storici, il Treviso contro il Mestre ha portato a casa un 1-1 dopo i 2 tempi supplementari. Pensate, per il miglior piazzamento in classifica l'hanno spuntata i biancocelesti che vanno in finale play-off, come riporta anche il sito della società. Per la Serie C servirebbe però un ripescaggio, quindi si vedrà. Calcio di rigore al nono della ripresa trasformato dal solito Beltrame, ha risposto Bagala al 15° con i biancocelesti che hanno di fatto eliminato il Mestre proseguendo la corsa play-off. Gara secca domenica prossima per la finale al Tenni contro l'Adriese che ha eliminato 2-0 il Villavalle. Continuano appunto i play-off e staremo a vedere. Uno dei progetti, qui siamo allo spazio dedicato al nostro archivio di Antenna 3, uno dei progetti che sicuramente la prossima amministrazione regionale dovrà affrontare sarà il futuro della cosiddetta autostrada del mare, un tratto a pagamento sulla strada che per 40 anni ha collegato gratuitamente Treviso con le spiagge, migliorando anche la viabilità di tante comunità a ridosso del tratto stradale. È la Treviso Mare, inaugurata il 14 maggio del 1987 e veniva descritta così nel nostro telegiornale dell'epoca. Inevitabile qualche riflessione sulle possibili decisioni future. Da domani la Treviso Mare sarà ufficialmente percorribile per intero. I lavori dell'ultimo tratto trevigiano sono stati completati proprio in questi giorni e domani mattina verso le 11 l'assessore provinciale ai lavori pubblici Arnaldo Brunetto darà l'ok per transitare. In pratica i lavori di questa parte terminale hanno interessato un tratto lungo circa 1,3 km, dall'altezza di Vaglio sino a Meolo. In sostanza 1 chilometro è stato pavimentato, mentre per i rimanenti 300 metri sono occorsi lavori integrali di sistemazione. Costo di questo intervento 1 miliardo di lire. Questa strada è nata inizialmente, ma svolge ancora un ruolo prevalente come collegamento di Treviso con le spiagge dell'Adriatico più prossime, cioè con Jesolo, con Caorle, con Torre di Fine, eccetera. Però ha anche una importante funzione di collegamento con la viabilità intercomunale esistente, quindi di raccordo e con la viabilità e con i centri interessati, e avrà poi il suo naturale completamento con la realizzazione della circonvallazione di San Donato di Piave sulla statale 14. Questo ci consentirà di agevolare il collegamento verso tutte le spiagge, verso la stessa San Donà, verso Jesolo, verso Caorle, quindi realizzando anche un raccordo che ha degli interessi che vanno al di là dell'interesse turistico, anche interessi commerciali, interessi di sviluppo e di riequilibrio di tutta quanta l'area. La Treviso Mare, lo ricordiamo, è stata iniziata negli anni 70 e realizzata a stralci. Qualche dato: il tratto trevigiano è lungo 12,5 km, quello veneziano circa 5 km. Per realizzare l'opera in provincia di Treviso sono stati spesi in totale 6 miliardi di lire, ma la cifra ovviamente non è reale perché non rapportata al valore attuale. In pratica circa 5 miliardi di lire sono stati spesi dal 75 all'84. La strada è larga 12,5 metri con 2 corsie centrali, 2 laterali e 2 banchine. Aperto il tratto principale, ora l'amministrazione interverrà per completare alcune opere secondarie ma non meno importanti. Il tratto di congiunzione tra la circonvallazione Silea, circa 600 metri per un importo di spesa di 900 milioni, il cavalcavia sulla rotatoria del raccordo al casello autostradale Treviso Sud, 2 miliardi e mezzo, e la sistemazione di alcuni incroci lungo l'asse principale. Su queste immagini noi terminiamo questa edizione del telegiornale. Grazie in regia a Italo Morao e Alessandro Granziera. Vi ricordo adesso le previsioni del tempo. Approfitto anche per ricordarvi domani mattina la prima edizione inizierà alle 11 con l'edizione straordinaria dal Festival delle Regioni di Venezia. È tutto, una buona serata, arrivederci.